Il mio primo presepe a Valdobbiadene l'ho realizzato al liceo qui al Verdi, quando insegnavo, ho avuto il piacere di insegnare in questa scuola, e poi è passato in piazza, in farmacia per alcuni anni e oramai siamo al quarto anno nella bellissima sede di Villa dei Cedri. Da piccolo ho ereditato, ecco, questa passione dal nonno materno, poi da noi c'è molto attaccamento a questa tradizione del presepe, basta pensare a San Gregorio Armeno a Napoli, questa strada multicolore dove rivive per tutto l'anno la magia del Natale. E quindi questa mia passione l'ho portata qua. Il mio grande piacere è stato quello di vedere negli anni tanti bambini emozionarsi davanti al presepe. Abbiamo cercato di catturare in questo presepe anche la poesia di questo paesaggio, la poesia delle case in pietra, di questi muri che respirano storia, che respirano, diciamo, anche storie di persone vissute che hanno fatto tanto anche per questo paese. Quindi c'è stata anche una ricerca fotografica per poter riprodurre al meglio Piazza Marconi, all'epoca Piazza Maggiore, tutte le borgate con la Cordana, il Piave, il Follo, Bigolino. La progettazione comincia già a settembre, si procede al montaggio, ecco, del presepe. Quest'anno il tema saranno le voci di un tempo, e quindi riprodurremo le voci dell'osteria, le voci degli zattieri che scendono nel Piave, le voci delle lavandaie, le voci dei nonni che raccontano storie, che purtroppo, ecco, una tradizione enorme di favole, di storie, tante volte ispirate al paesaggio, che si sta perdendo. Quindi il presepe vuole essere anche questo, un richiamo soprattutto per le nuove generazioni alle cose belle di un tempo, anche il nonno che racconta una storia al proprio nipotino.